Da almeno un paio di mesi si muove tra Martellago e Mestre prendendo di mira bar e ristoranti. Spesso torna sul luogo del delitto a rubare una seconda volta. È stato definito il ladro acrobata per la sua abilità nell'arrampicarsi, infilarsi e sgusciare nei passaggi più improbabili, ma nel caso pur di entrare non disdegna lo scasso o lo sfondamento delle porte. Ruba di tutto, soldi naturalmente se ne trova, ma anche cellulari, tablet, casse per la musica, bottiglie e salami. È un ladro un po' particolare che però siamo sicuri che i carabinieri sono già sulle tracce in quanto ci sono delle indagini ben definite e spero che prima o poi verrà preso perché veramente merita di andare dove tutti vogliamo, quindi in galera. In comune di Martellago, il ladro acrobata ha colpito 2 volte alla Casa Gialla, la trattoria della Prosenectute di Marghera, probabilmente il responsabile anche del furto alla pizzeria Pomodoro, sempre a Maerne, e 2 volte a Ca' della Brace ad Olmo per una refurtiva sui 2000 euro. Il primo è stato più aggraziato, ha forato un vetro, ha aperto la maniglia, è entrato, ha preso monete che erano in cassa e è andato via. L'altro invece ha fatto 3 tentativi, quindi su 3 porte, e non è riuscito, alla quarta ha buttato giù il vetro, Sono più i danni o più quello che ha rubato? più i danni. Gli staff dei locali preferiscono non rendersi riconoscibili, temendo possibili ulteriori conseguenze, come allo Stinger, vicino all'uscita della Castellana a Mestre. Anche qui il ladro acrobata ha colpito 2 volte. La prima di mattina verso le 8:15 ha sfruttato una finestra aperta e nel giro di 30 secondi ha arraffato il fondo cassa, quindi all'incirca 200 euro. C'erano delle persone dentro. C'erano delle persone, uno in spogliatoio e uno in cucina. È stato bravo, i complimenti per l'agilità e la destrezza. La seconda volta è stato più grave perché è entrato la notte forzando il serramento. Questa volta il bottino quanto è stato? Sempre all'incirca 200 euro e le mance dei dipendenti che si aggiravano circa sui 700 euro. Il responsabile dei furti sarebbe italiano, forse del posto. Il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, è in costante contatto con le forze dell'ordine e si dice fiducioso di una soluzione del caso. Nel 2013 mi ricordo che il sindaco Barbiero era stata anche dal prefetto perché appunto Martellago era sommersa dai furti. Negli anni, grazie alla loro amministrazione, grazie alla nostra, siamo arrivati ad avere 120 telecamere sul territorio dove veramente adesso abbiamo un territorio videosorvegliato e anche più sicuro.